Cioè, anzi, mi fa piacere che c'è la dottoressa Morana, che spero che nei suoi articoli scriva effettivamente quello che naturalmente sta succedendo, no? Perché qua non si fa altro che girare, cioè anzi togliere, diciamo, dei problemi realmente che attanagliano la città e andare in argomenti realmente che fanno solamente perdere tempo a questo Consiglio, attaccarsi su cose che non hanno completamente valenza di nessun tipo. Ribadisco, anzi rafforzo di più quello che naturalmente ha detto il consigliere Miceli per quanto riguarda che il Presidente fino ad oggi ha cercato di essere super partes, ma soprattutto ha dato da un certo punto di vista maggiore visibilità a questa pseudo, chiamiamolo così, nuova maggioranza. Gli unici a rimanere in questo banco sono i consiglieri del PD, nonché il capogruppo che spero che nel suo intervento dica, come fa sempre, qualcosa che realmente possa liberarci una volta per sempre da tutta questa situazione. E quindi rimango volta per volta deluso perché credevo di arrivare a un consiglio comunale, di avere a che fare con gente dove poter imparare qualcosa, ma si fa sempre il solito giochetto della politica e si lascia effettivamente la città a morire e a farla cadere in un baratro che ogni giorno non fa altro che sprofondare sempre di più. Grazie. Grazie consigliere Puglisi, prego collega Caruso. Grazie Presidente, intervengo proprio esclusivamente perché c'è elemento di informazione pubblica che può dare contezza ai punti che succede in quest'Aula, perché tra l'altro ci sarebbe anche un pochettino difficilmente parlare tra di noi e tra l'altro è poca valenza e poco a che fare con le problematiche che insistono all'interno di questo Consiglio comunale, che credo che hanno poco a che vedere con la politica. Io vedete, voglio fare un riferimento molto serio sull'intervento fatto dal consigliere Riccio, che tra l'altro non lo condivido a metà, l'altra metà riguardante l'attacco frontale al mio partito. È chiaro che io ho l'obbligo morale di molti esempi della mia intelligenza intellettuale per utilizzare il consigliere Serrellito. Il Partito Democratico è così democratico che riesce a far parlare e riesce a far parlare e poi all'ultimo dalle urne esce un'ovazione per questo modo di fare. Tra l'altro faccio riferimento anche ad altre grandi forze di rinnovamento di questa Italia, che non è quella riferita alla Italia berlusconiana, anzi è saggiamente interpretato tutta la problematica del riforme in Italia, per cui apprendiamo con grande piacere che grandi forze come quelle là del Movimento 5 Stelle abbiano dato aperture politiche sulla discussione di alcune grandi riforme nazionali. Ecco, il Partito Democratico, così come altre forze democratiche, ha l'obbligo di poter ascoltare e non enucleare nessuno. Questo era un riferimento che era d'obbligo del farlo, anche perché il consigliere non sarà conosco la storia, possiamo discuterne e tra l'altro ripeto che secondo me in democrazia la legge dei numeri, come questa sera il mio numero vale 20, a me non viene a convinto, perché se io stasera ti apro la decisione che non permetto a voi di eleggervi né vicepresidente né altre cose, per cui questo metodo un pochettino arroganza e mia consapevolezza, se non condivido alcune cose, anziché alzarmi e fare mandare in questo locale, mi alzo di farlo rimettere. Ecco, questo è così
qualcuno qua dentro pretende che per i prossimi 3 anni che ci restano di questa legislatura noi dobbiamo andare alle successive votazioni senza aver avuto almeno l'attività di eleggere gli ordini istituzionali, non mi troverete d'accordo. Io ho dato i tempi per cercare di trovare l'accordo, per cercare di trovare la compattezza politica. Non è permesso a nessuno non adempiere al mandato istituzionale. Gli organi istituzionali di questo Consiglio Comunale devono essere tutti eletti. Si trovi o non si trovi la quadra politica. Tra l'altro, non so come si potrebbe risolvere e come è capitato in passato nell'impossibilità della presenza del Presidente, come si faccia a organizzare l'attività di questo Consiglio Comunale se il Presidente pensasse di starsene fuori per un po' di tempo, per un po' di magari familiare, professionale, eccetera, eccetera. Quindi per me è importante che questo Consiglio Comunale oggi si cominci a pensare che è necessario avere un ufficio presidente. Tutt'altra cosa è l'essere inquadrato in un assise come il Consiglio Comunale, come organo super partes, come Presidente che deve garantire tutte i consiglieri. Credo che veramente lì il popolo, signor Presidente, un po' di caduta di stile super partes nell'aver un po' a volte fatto un po' il tifo per una parte o per l'altra parte del Consiglio Comunale. Questo è uno dei suoi lati negativi, così come ne abbiamo tutti, ma non per questo qua io posso additare al Presidente Mendes, io lo posso dire, l'ho detto, sono forse il primo a per parte che il Presidente Sonetti doveva tenere. Noi abbiamo distinto tranquillo di fare la mozione di sfiducia pure al Presidente, ma perché non si è fatto? Perché non si è fatto? Tutti parliamo che il Presidente dobbiamo cambiare, ma perché non facciamo la mozione di sfiducia? Perché? Non c'è, ma politicamente per cui questa attività istituzionale va organizzata. Vi posso dire senza nulla, troppo chi può testimoniare non c'è. Io sono uno, se non l'unico, firmatario della mozione di sfiducia del Presidente e c'è qualche consigliere comunale qua dentro che ha la mia firma per la sfiducia. E vi sta parlando uno che ha già messo la firma per la sfiducia del Presidente, l'unica, e che vi sta dicendo che a questo punto è meglio leggere anche il Vice Presidente, perché a che cosa è servito che qualche consigliere ha messo in dubbio la super partes, la posizione super partes del Presidente di questo Consiglio Comunale. Per cui questi atteggiamenti un pochettino provocatori che qua dentro deve essere tutto ascoltato o in riverenza di qualche consigliere, questo vedo che deve passare. Poi io stasera sono d'accordo per eleggere il Presidente, sono d'accordo di eleggere magari la donna ma non per la diversità di sesso, vi ho detto, perché io ritengo che la consigliera Bernadetta avesse tutte le qualità e le caratteristiche per poter dare risposta. Non ho condiviso la posizione di tutti i consiglieri che al momento di votare gli ordini istituzionali sistematicamente fanno mancare il numero legale, perché guardate, questi sono degli atteggiamenti di tra virgolette ricatto politico, o si fa come dico io o mancherà il numero. E io stasera sono invece per la trasparenza, per l'onestà politica. Stasera io resto in aula per votare il Vice Presidente, perché è logico che si voti chi che sia il Presidente. Fatto questo, nulla toglie che il mio pensiero politico
scusate, il mio pensiero politico circa le notizie degli organi di stampa e quello che il consigliere Picella e qualcun altro ha fatto riferimento sulla presentazione della mozione di sfiducia al signor Sindaco, io credo che gli 8 che hanno scritto sul giornale che stanno discutendo, non ho capito se stanno discutendo, non hanno presentato, non hanno iniziato a presentare, io credo che gli 8 se hanno già discusso questo e sono lineari con il suo andamento e con la sua concezione politica debbano presentare la mozione di sfiducia, se non ce la presentano. Io pubblicamente dichiaro che apporrò come nono la mia firma di sfiducia, per cui io aspetto che gli 8 che hanno pubblicato questa cosa domani mattina vengono a presentare la mozione di sfiducia e ripeto che la mia posizione personale è quella di porre fine a questa tragedia che ci stiamo caricando da un punto di vista personale e morale nei confronti della nostra città. Io, ripeto, non sottosto però al giochetto di fare un po' di rumore sui giornali e poi verificare un nulla di fatto. Ecco, io stasera non volevo intervenire, ma sono stato contento anche per i motivi che vi ho detto e vi sollecito a non essere né un po' sprovveduti politicamente, ma a essere seriamente, e vi ripeto una volta, visto che c'è qualcuno che ci prende, domani mattina io attendo da voi la presentazione della mozione di sfiducia. Grazie consigliere Caruso. Io non ho altri interventi iscritti a parlare. Per tale ragione chiedo la verifica del numero legale per poter procedere all'elezione del vicepresidente. Scusate, verifica del numero legale. Avanti, per cortesia silenzio, stiamo verificando il numero legale. Allora, davanti presente, Vigili, assente, Caruso Claudio presente, Vigili, assente, Marino presente, Rosolano presente, Cristo presente, 25 presente, Caruso Andrea presente, Ferdinando assente, Giappolella presente, Ferro assente, Giovanni assente, Giannone assente, Vincenzi presente, Simonello assente, Altieri assente, Puglisi presente e Pellegrino assente. Allora,